Beni beniusu a sa Gianna de su tempus, unu biaju a intru de prendas de s'archeologia sarda. Quando est arribau sa prima volta a Somini in Sardigna, e tadottu s'alassau de sa caminera cosa sua. Funti preguntas chi mera de nosus si funti fattus. Pensai che finzas a su 1979 si vadia all'ompi sa prima cumparrita de Somini in s'isula in su periodu de su Neoliticu, e stanai pruso mancu 6.000 annus aoi. Proprio in quest'anno però, un turista milanesu, de nomini Giovanni Veronesi, fia passillenti accanto de s'arriu Altana in sa bidda de Perfugas, sesu in Sanglone in sa Sardigna de Susu, e agattà uno sciacco manno de ainasa de perda, possa precisioni de serci. Funta corteddus, lamasa, perdas a arrisigai. Giovanni Veronesi non fiera un archeologo, ma si vien canugao che a cussa ainasa podiantessi antigas mera. Dunque gli ha portato uno scantu de questa inasa ad asavaibiri a un professore di archeologia dell'Università di Milano. Questo professore gli ha detto con certezza che a questa inasa vianta del Paleolitico e stanai che tenianta più di 400.000 anni. In isannus a Sichiri gli hanno fatto altre scorrettas a intrus de gruttas come questa de Gorbeddu in Oliana o questa de su coloru alla Erru. Oi sceos duncas con certezza che somini a Bivio, in s'isula nostra, a partire del Paleolitico finzas a oi. E su fatto duncas un viaggio a intrus de sa Sardigna prosantiga, e su biu Nuragisi, e su biu Domu de Gianasa, e su biu Tumbas de Gigantis. Proprio sa tumba de Giganti de Isconcias de Quartucciu e siete a sa primo che nosu esu visitau. E cussa che si è allogata meglio in sa Sardigna de Giossu. Dunque, sa sì che sì, andavo a sapere questo monumento de sa civiltà di Nuragesa. Su nomini Tumbas de Gigantis est un nomini che oi un perasu può definire tutte queste strutture funerarias de edadi nuragesa. Ma agattaus pure altri nomini, estannai tumbas de sos gigantes in cavo Susu de sa Sardigna, e su nomini più diffundiu est sicuramente sa Domo e Sorcu. Sa Domo e Sorcu poita Sorcus via da una divinità de Soltretomba, s'inferru, ma in età di Nuragesa sicuramente non era una cosa negativa, ma in età di cristiana è succedere che c'è sa bisogno de cistesia e sardus de locus paganus, come tumbas de gigantis, e dus portai a pregai in Cresia. Dunque è necessario donare nominis accappiaso s'inferro su demonio a cussus tempius de s'antichidadi.
su corpus de sa tumba, chi narausu corridoio funerario, est longo 10 metros, ma due punti tumbas de gigantis a onde s'anditu raggiungere una longaria puru de 27-28 metros, come gussa de San Cosimo de Gonos Fanadica. A intrusu de custu corpus dove vianta is corpus de i mortus, che sono punti de hominis e de feminas, ma is archeologus a intru ante agattau pagu cosa, stanai pagu testus, pagu arrastus de argidda o altru materiali. Poita sicuramente in sa morti depianta essi totu ugualis. Sa cosa comunque chi è certa è chi in sa vita devianta i gerarchias, devianta sicuramente i scapus, forse si scraus, ma sicuramente insomma deviata una differenza sociale chi non agattasu invece in subiagio a intro e sa morti. Si entrausu a intrusu de sa tumba. Pari de essi a intru de una grutta. I murus de sa tumba vunti sempre postus a filaris, ma accabant con custa ogiva, chi s'est logada beni meda. Is carenas de mortus das poniant in terra, comunque asutta teniant una spezia de perda lastricada, un imperdau, usanai, e a palas de mei doi esti sartari a onde forzi si poniant vasus o ainas accappiadas a sa religione, a sa morti. In oggi dunque sa longaria di intrus est propitica de gusta chi teneus a forza, poitta est una parte fatta scetti de murus e non teneri apposentus commenti gusta. Cantu garenas podiat contenni questa tumba, nos pensaus a su mancu 50 o 100 personis. Candu sa tumba est torrare a scoperri e sgavada, noari torrau a bogai a pilu ossus, poitta sicuramente in is annos, pensaus in is seculus, a goa de s'abbandono de custa tumba, sa gente chi beniera in noi, come is pastori o altra gente, da risboirara de sa cosa che teniera intro, come appunto is scheletri, is ossus e is atras ainas, po va il logo, mancai po commenti po da imperai commenti domo o commenti naraus a rifugio po su momento. Dunque oi non s'agattara pro nudda, giusto che alcun arrasto de ossidiana o de argidda, ma sicuramente era torrai ad scavai po bogai a pillu sa cosa che antilassau ne dà in uragesa. E dunque poi non andai a viri questo monumento chi esti importanti, ma esti pure accanto de sa capitale Casteddu. Ma poi si spostaus, torraus a Goa de uns cantu de migliaia de anni, torraus a su Neolitico, si andaus in Susurcis, in sa bidda de sa baronia, a onde eus ubiu una dei necropolis più importanti a domus de Gianas. E questa necropoli est a scrovetta des archeologus in is annos 70 de su 900. A distanza dunque de più de 40 anni de sa scrovetta, eus intravistau su sindicu de sa baronia chi s'accontau mellus cali funti stettias totu i fasis che anti portau a su sgavu e poi a sa valorizzatura de custu giasso archeologicu. Antonello Pirosu, sindicu de Vide Perucciu, già de uns canto e annus, abiu in is annus passau nasci s'area archeologica de Montessu e poi Montessu nosu lu consideraus come uno dei situs archeologicus più importanti non de sa Sardegna, non de s'Italia, ma de totus Europa. Poitta
Villa Peruccio in sardo è Sabaronia, ponoso è in orgoglio e aici si bragili da Pompiai. Questo luogo è un luogo importante, perché 40 anni fa Scassaroisi fente sagassa su Mrajani, e Cassao su Mrajani fente uno spuntino e bene gente mera. Fu una bella cosa. Uno di questi spuntini è l'ompio professor Azzeni, non avevo, non si è accostato a papai, avevo visto subito che ci vorrà questo luogo e da noi è stato scoperto Montesso. Ponoso è una meraviglia, perché si conosce ormai tutto sul mondo e si brage questa cosa. C'è deve vai mere stati fatto, mere lo fai su comune, lo fai sa questa che sa provincia, sa regione fa sa parte sua, su Stato e sull'Unione Europea. Perché l'ompa in noi non è cosa facile. Sia poi il mezzo, gli aerei, le navi si costano troppo e quindi il turista ha tanta difficoltà. Però noi cittadini questo luogo io fai del modo di dover donare importanza che da minescere. E di questo sono orgoglioso e io lavoro e io si lavoro. Con più di 40 domurdegianas, con menire e con dus nuragisi, Montessu est un parco archeologico. Chi s'ammagna uno scanto di ettaros. Dunque è un luogo che è importante non solo per l'archeologia, ma pure per la naturalezza che tiene in giro. È un luogo che va bene pure per le famiglie, per i pippius. Ma come testi, traballai in un giassu ai cimannu e ai cibellu come ti gusto? Io preguntavo a una guia storica del suo giassu, Simone Piras, che traballa in Gunisi già da 20 anni e che ha attobiato gente che indieni di tutto il mondo. Si contava pure uno scanto di storie accappiate alle emozioni che i visitatori antidentro castiendi e visitendi questa stumbas. Si devo fare complimenti, grazie. Se sono arrivato, sono tutto organizzato, biglietteria, dove su mori con cilompi in piccius, dove esti serba a segare, tutto curato, arrivo per un giardino. Io penso che i turisti che vengono in noi apprezzano non solo la bellezza dell'archeologia, ma pure come esti ordinato, esti un sito che piace in mera, poi in noi ti pasias. Noi dove esti tutto questo via vai, chiagatas in altri luoghi, noi ti fai una passillaredda, visita in una tomba, però ti andas arricchi non scetti neraso in maniera scientifica, ma pure spiritualmente. Bene, ti mancai gruppi di gente che fai meditazioni, yoga, poi si presta. Ad esempio, molto benissimo. Ma ricordo già nel 97 ci fu un gruppo che benenta quasi esclusivamente per fare meditazione. Fenta su percorso classico, a volte con c'è guida, a volte da solo, e poi andando ad ognuno in una tomba a meditare, non posso entrare in dettaglio, non sono esperto, però entranta e avarranta anche ore a meditare. E mi ricordo già adesso 97 e ancora oggi beniti comunque diversi gruppi scelti esclusivamente per fare questa sorta di meditazione. Sì, dinanzi turismo esperienziale, è una cosa diffundi a meta, in tutto il mondo e se tu come ti gusto, secondo me, poi ti tenni proprio un benitori accappiato a questo tipo di turismo, no? Questo di massa, forse sì, stanno bene, no? Che una parte si era ancora tranquillo, poi s'altra certo, resti meglio a fare cresci, ma non tanto sul numero quanto sa consapevolezza del bene in un luogo dove bisognerà entrare in simbiosi della naturalezza, in un luogo che comunque sa. Ma ricordo un fatto abbastanza particolare. Fui venuto su giro con un gruppetto, fra cui ci punta una scanto che punta i cosiddetti nativi americani.
E proprio ricordo questo dettaglio che a intro dessa dumba che ho narato sa grutta de sproccosu e se frimara e se sti quasi emozionara e da carara sa lacrima perché comunque funto abituato a fare una sorta di meditazione che ora è tipica di questo popolo e a Ragattao sicuramente è una zona che dà di stimolare dal punto di vista spirituale sicuramente ma ricordo che era proprio questa lacrima e si frimara proprio emozionare e inizia a spiegare che ci funta comunque gruppo su chi benente e a collegare queste due cose Una bella cosa. e quindi questa. Sa gente che bandara a Montessu apprezzerà sicuramente questa naturalezza del suo luogo, ma si interesserà pure a sciri che le vunti i sprendasa, che le vunti i sainasa, che gli archeologi, già a partire dagli anni 70, hanno agattato a intrus de stumbasa. Scheletros, socra rubia, a inasa, chi vunti de verda, de altri materiali. Nosu siamo interessati a sciri tutte queste cose, che s'aggiurano a comprendi che li via puru sa vita de 6.000 anni a oggi. Che li vunti dunque i repertus archeologici che hanno agattato negli anni 70 e gli archeologi. Tutto questo si sa contato Pietro Marrocco, una guida del suo luogo. Montessu, come te fostei, teneri 35 rumbas a scavare del suo professore Enrico Azzeni, c'erano ingegnerie differenti di rumbas a forro, tumbas a entrare nelle auto orizzontali e tumbas a vincere a ingresso, accesso esti con cavascio, dunque nelle auto esti musigno, secondo gli archeologi, che avevano tumbas a arcaica che ci punti, e esti già in un punto nell'auto che si va a ricomprendere l'antichità di questo luogo. Montessu può essere pure che può narrare monti Esu, proprio monti del Anticorio, cioè può narrare monti antichi, proprio perché chi ci fu prima del nostro era già notato, perché anche in un periodo che ci era cosa antica, capito, di questo monti. Nell'auto che noi come te guida deve suonare su questo scientifico, dunque sapere su questo studio del professore Enrico Azzeni e tutto su questo che vanno a tungo questi studi su Azzeni. Ponare mose su intro della salute dei sproccosi, e si una tumba con otta mera che si ti a mangiare proprio cosa dei pastori o altra cosa pure. E quando tanti scavare e limpiare bene, hanno scoperto ponare a su centro su chisinare su focolari, un congiunto con tre spese, sa che essa sa cultura materiale del Santo Miale di Orzieri. Sa matessi maniera in Forasa, onde c'è questa braccia manna, ma era sicuro che cominciare sul rito della sepoltura, proprio in cui si sa che avunti stumbas a santuario, su punti come tempio, su punti. Ma era sicuro come chiesa, a onde a intro, sa figura religiosa ponera sul rito della morte, che poi si come si sia sul rito della vita, porta l'anima di questa gente per passare a un altro mondo e dunque della morte va santa sa via, un'altra porta. In Forasa anticorbao un arrughigetto di statuetta della mamma proprio della matessi cultura materiale, se si vede sempre dei Santo Miali di Orzieri. Montessu è importante non solo geniese differenti di rumbas o su che si trova rivolto, ma è importante vincere poiché si vuole ricordare tutto su che essi su periodo che parte dal neolitico fino al segnolitico e andando in anti sicuro. Poi su che essi si riorgiu, la zona di Anticorbao Spinetta, ci è proprio questa stratigrafia con gli archeologi, che a parte di in basso e in alto proprio della cultura del Santo Miale di Orzieri, fino alla Corbai Terralla, unica romana e fino alla medievale. Tu riuscisi che questo territorio è stato maneggiato dai rotti su che si punti accostati su Sulcis e dunque a scelticarci le nostre 40 anni che noi scelti sul territorio del Villa Peruccio, conosciuto come Tessa Baronia, Bolinari che avrà un territorio
essenziali o sa che si massaria e sa pesadia, ma vince sa po' su controllo del suo territorio e tutto. È una cosa spantosa, ma la volta sa pensare che sceso usciti questo vago, chiesti mera mancai questa gente, conosci che c'è su Villaggio di Sarriogio, su De Conchiledo ai spesi del su Monte Narcao e c'è questa necropoli che si sa romana di questa Sardegna. Devo spero che su Benirori Santa Fai si scavu su po' altre aree savuru e di ora sappilu ancora de più su che si importa umano del Montesso. Dunque, si indica in oggi is antigus, neoliticus, beniant non scetti può interrare i mortus, ma pure può fare pregadorias, ritualis, aresti giusto a narrare questo luogo non scetti necropoli o tumba, ma pure santuario, cresia. Adesso giusto a noi non riuscivo a tenere un archeologo, però su Chisinanta estica ci deve essere dentro questa necropoli logos a undi deve essere fatto sul rito e appustisi questa gente bene apposta in sa proprio domus de Ianas, che esti proprio sa domu narrao su de famiglia, poi è sicuro che appunto a tumba sa proprio de famiglia. Se questo è vero, può risultare che questa tumba del santuario è da importo umano può creare finché a ogni dì su che vuole essere sul rito a più della sepoltura, del sinterro. Questionaus de ambienti, de archeologia, ma pure de storia d'estarti, poeta, totus ischi antistudiao Montessu scinti che ha s'importanza e donara pure de is afrorigius, is pinturas, itta si può risicontare a pizzo de decorazioni. De sicuro, depois fu prima di tutto da mamma, poteva essere la cosa principale. Possa religioni di questa gente, questi, passami su termine autoctona, questi gente del suo luogo. Se da mamma non scende su grande parte, ci di punti di forma differenti, manas a manas, roso piticchededas, con le mani in concetta, ci di punti di forma che mancai ancora del scoperti puro. Manigianta mera simbolus, spirali, cascialis da lupo, Ianas Avrassas, che appunto importanti in mera proprio per indicare su essi su cammino, di suo spirito che deve andare a questo mondo. Ma più scatotto, poi proprio a notare che entro meras domus de Ianas dove essi su colore a rubio. Sa rubio essi sogra rubia, stia commentando su colore di suo sanguini e dunque dessa razza. Fu importante voi su che si mantenera in area proprio di sardo su sanguanao, il cognome che stia a commenti tante volte se sconto in lingua sarda, si narra sanguanao, zambenao, ci causa su sanguini ponarri il cognome. Dunque può essere sicuro che c'è tradizioni in questa che può essere sa religioni denciaras a portare a tradizioni sardas. Sicuramente in Gentimera, quando venne di noi a visitare sul luogo, sarà domandai chi veniva in ogentrus interrao, hominis, feminas, pipius, vianta principis, oppure messaius, pastoris, ita si può risinare a pizzo di questa cosa. Tu dici a me che su chi canta de Brusu, l'archeologia preistorica si sa rumba, perché con una rumba noi uccidiamo sa chiesa e sa cultura materiale, prima di tutto. Secondo, su chi è il soggetto corbao si va a ricomprendere l'importanza di questa persona. Se corbao un aneddoto, vorrei pensare che pure magari o gente ricca, ma di questo periodo preistorico forse questa ricchezza non fu importante, pure così importante questa figura vostra società e dunque se un aneddoto mancava di essere dei sacerdoti,
de su figura su sciamano, in un momento di tempo su ceriai ancora non lo sceso, ma ci punta queste figure. Se agatto puntas a deusidiana, può essere chiaro che mancai puntas a de cassaroris o da qualcuno battagleri. Se agatto altre cose, come ti cannacas o sparas, pugnali, cortellus, può essere tutto una cosa riferiu a cui esti sa persona, dunque sarà esti interrarà intro. Si punta principis o mercanti o altro, questo deve suonare archeologo, non è il compito di questa guia. Noi se fare un ragionamento, se fare una ciacciarrara, però su chi è archeologo è sempre questa cosa più certa e importante, sicura. Vosatrus, come ti chiasa, de pesi nai, tutto su questi studiao scientificamente. Però magari capita, ragazzi, con una volta i sagenti bollisci de brusu, no? Sagenti è curiosa, è proprio tenere siri de conoscenza. In questo topus, come ti comporta? Quando sagenti è più curiosa, no? E non ti basta su chi di naras de maniera scientifica. Sapere dove penso che tutti i chiesa si comportano della stessa maniera. Su chi è più importanti e si dona il suo servizio, e si sempre in maniera gentile, e ascoltare fino a questa gente che non vuole dare. Poi si corba si appassiona o magari si una società che banda sul scientifico, si corba si magari questo che non ci rinuda, tu dona su chi funti su cose più importanti, si suo periodo. C'è gente e gente, si fa due risate, da me la gente di vuole bene può cercare UFO o cose che non c'entrano nulla con l'archeologia. Certo. Ad ogni maniera non può continuare a pigliare su nessuno e ascoltare, e sempre essere gentili con il suo sorriso e portare su punto scientifico, su manco la fase centrale su questa guia. I scontus des antigus si narranta che entro del domu de Gianasa vivianta i Gianasa. Chi ne vianta? Vianta femminas pitticheddas, cunavas, chi traballanta in trevagius de oro. Questa è sa leggenda. Cali essi s'abilidadi? S'archeologia oisi narrara ca custas vunti tumbas sgavadas in Sarrocca pru de 6.000 annus a oi. De dovunti spainaras in tottu s'isola pru de 3.500. Ma sa cosa più importa sicuramente comprendi a come ti antivato da scavai. Sa verità è che in questo periodo i metallus ancora non di doivianta e dunque sa anti de più imperai scetti picconisi de verda. Una verda più tostata, de gusta chi si andare a traballare. Chi vuole esibire uno scanto de gustus picconisi depesi andare al suo museo archeologico de Sant'Adi, a un divunti allogauso in vetrinas. Però e moi ci causo de comprendi che le vunti puro isafrorigius chi due vunti a entro de tumbas. E su visitato dunque una de domu de Gianas prus ricas e pru de importu, a pizzus de sa simbologia dedottu sa Sardigna, e su questionendi de sa domus dei spiralisi, sempre a Montessu. Una delle tumbas più interessanti e più bellas sicuramente è sa tumba dei spiralisi. Questa tumba è stata sdorroccata dai abitanti di questa baronia quando veniano in noi pondio che sa verda e vai l'acus po i animali. Però ancora potrei subire uno scanto di decorazioni, sicuramente sa parte più interessante, questa che onnara su nomini a sa tumba e tutto, vunti spiralisi, simbolus neoliticus che noi agattaus in tutto il mondo, dessa America, vinza sa Cina, espertos zerriant custu simbolus commenti archetipus. Stannai populus, genti chi non sesti mai a tobiara, ma comunque che è arrivato is proprio simbolus. E sa spirali è uno dei gustus.
in prusu bieusu in oggi a s'intrada su simbolo de su boi, con su bruncu, con i scorrus, in oggi due vura senna vitichedda de verda, e questa parte che nosu zerriasu anticella, non est in parte a undi ponianta e scorpus de sa gente morta, poita narausu is scheletros, is corpus, veniant postus in noji, croccausu, nosu narausu posizioni fetali, in sentidu orario, narausu de manca finzas a deretta, in ogni spazio dove viera appunto unu corpus. Non sceus chi in oggi mancai dove vessinti scetti hominis e scetti feminas o pipius o chi vianta parenti entre issus, poita cando is archeologus funt arribaus me noi viera già totus sdorrocau. Però sa cosa interessante sicuramente est in noi. Come ti puoi esibire, è stava rara, bene, lucenti, ancora socra arrubia. Es antigus un peranta socra arrubia, socra groga, non scetti po arregorai su narasu su sanguni, ma puru poita socra sendi unu ossidu de ferru esti antisetico, serbiara a stesiai su vragumalu de corpus chi si vurdianta. Prusu besseusu de sa tumba e prusu bieusu invece s'imperu de sa verda manna. Difatti sa cosa interessante de Montessu, tocca radunai, esti proprio s'attobio entrus de s'ipogeismu, questo fenomeno che biri su sgavu de sa rocca, con su megalitismo, fueddu de origine arega, megas grande, litos perda, a undi bieus proprio s'umperu de verda mannas, povai narausu anditus, crovetturas, duncas in noi a Montessu est importante non scetti ponevoi decorazionis, poi is arrastus de argidda, ma puru o s'attobio de gustu dus fenomenos, uno s'ipogeismo che est autoctono, mentre invece su fenomeno de su megalitismo dienneri de su capo issusu de s'Europa, stannai in Normandia, Bretagna, ma pure Gran Bretagna, Scozia, Irlanda e Aicinenti. E esti l'ompiu in Sardegna accanta 6.000 annus a oi. I domus de Gianas duncas funt importantis in noscetti po su ghianti torrao a pillu, ma puru po sa simbologia chi tenint in i murus. E duncas cussa de spiralis è sicuramente una de tumbas più emblematicas de su Neoliticu sardu. Oi is visitatori chi venint in Sardegna and arribant de totu su mundu e venint non scetti po su mare, questo desu cumprendiu, ma puru po circare di comprendere prusu cali est sa storia prus antica de s'isula. Si chistionarà duncas in ghias in tedesco, in ingresu, in franzesu, in italiano, però non depeus scaresci che due punti mera sardus chi bollint biri custu giassus e con pregeri ascurtant a vortas i ghias fattas in lingua sarda. Est un esperimento chi ha fatto sa ghia de Montessu, Pietro Marroccu, chi s'ha contau caluvunti narasu is emozionis chi si provant con sa lingua de Brazzolu, sa lingua sarda. Da principio che lui si è cominciato a fare uno scanto di ghias in lingua sarda, ti devo fare scomprimentus, prima d'otto, po' questo scioperu, narasu coraggioso, poiché sicuramente non è facile narasu a questionare in una lingua che in suo mondo scientifico ancora non è arrivata. Però quali vuoti status is problemas, poiché sicuramente si deve più preparare un ragionamento, su problema cappia proprio a sta terminologia scientifica, come ti dice si comportava? Ma come tu scisi, sa lingua sarda è una lingua. E dunque tu vuoi fai sempre riferimento su che punti esatta la lingua di tutta l'Europa. Quando ti corbas mancai in crisi,
in difetto, poter non scesi commenti furriai questo fueddu e duponi in sardu, cicasa come si fa in altra lingua, sa de fai fueddu compostus, de altri su fueddus. In casa c'è sempre questa soluzione su chi vorresti su momenti di difficoltà, ma su momenti se no lui non è proprio bene, non è stato difficile. Se sono operatori dell'Ilva Sarda da nascante anni, su fatto corso, e su fatto biao ma la gente di tutto sul logo, tu recupero è stato uno dei primi che ha poco noto, troppo poco. E ci ho il coraggio a ci vuole savacci, questo è vero. Ma non è tanto su coraggio, è una cosa che nasce da dentro. Poi si è in limba fa venire piacere a questionare, a pigliare l'archeologia, in questa limba ha un disegno nascito. E poi è sicuro che gli esiti a piglio finché sa un discorso che manca in italiano, non di esiti, non di stupanta proprio. Certo. Su servizio praci, subito che la gente si dovrebbe contare, fatto penso che l'incunessia o non esagerare troppo, e depurare con piacere e non con dispiacere come tanto fai Atus, Atus situs antivicaus iniziativa pussi se noso, non mi lo vai barra ma se sono stato il primo in carbonia puro e su fatto questa propria maniera e pensando bene questa evoluzione proprio potesse fine un gruppo forte in agricamanna di operatori in questa cooperativa sistema museo ognuno ci rende il suo compito su chi ne è in promozione, chi ne è in didattica, chi ne è in questa valorizzazione, chi ne coordina tutto il suo gruppo e se su una realtà forte sicuramente gruppo. Enzando su grande stima po Pietro Marroccu, po su traballo che effendi a pizzus dessa lingua sarda, sperendi che a questo esempio sia seguito de attraghias dei logos archeologicus dessa Sardigna. I moi però si spostau in un'altra parte dell'isola, in su capo e susu, in Sabidda de Bonorva, onde a singizio del suo Noicentus, l'archeologo Antoni Taramelli e agattau sa necropoli de Sant'Andrea Priu. In cui si scavau sa tumba del suo capo e subiu che questa tumba, sa commenti medasatrasa, funti stettias torratas a un perai in sedade romana e pure in sedade bizantina. Sa tumba de su capo di fattisi tenniri pinturas proprio de quest'epoca. Andaus ad abiri, ma andaus ad abiri de una maniera differente a questa tradizionale. Sa realidadi virtuali esti oi uno traballo che s'aggiuda a comprendere meglio sa storia de questo giassus. Esti un traballo che ha fatto sa regione Sardegna. Dunque da torrare su grazie po' questa visioni differenti che s'ha donato. Sa necropoli de Sant'Andrea Priu este intro de sa spruda importo de sa preistoria sarda. Tenet una bindighina de gruttitas de interru che le naran domus de Gianas. Su vraigo ipogeico est in un ubrano mannu e salioso de Santa Lucia, ue avarangalu grazias a testimonias de su tempus coladu, che ammostrant che vivia gente in cusu logu già da sa seconda metade de su debattru millenios ananti de Cristoso. Sul logo di interru de gente meda, con pranta pluricellulare, sunt sfossados in una costa de duvu molinu ruiu de galania ispantosa. Sa naschida de gustu vraigu, pro interros, este in su neoliticu reghente, in intro de sa cultura complessa e articulada, chi le naran Santo Micheli de Ozieri. Simpreu e sa spagas a mudaduras de sus ipogeos, han seguidu fino a s'epoca tardu medievale. Uno scanto logo de interru, chistint picchettados in sa rocca,
ondraduras arquitectónicas, iscalitas, bóvedas e colondras, partes di un'architettura civile che non si vuole più documentare in su terreno, che l'hanno fatto con materiale che si spittiat. Un grustio ricco di elementos simbólicos, piquetados, trappados o pintados in sa spinna del muro de sas tumbas, est in defensa de su sonno de su mortu, in cussa chi è s'apposentata ultima sua. Sa brummanna articulata è sa tumba de Sagghia, tumba sese, che in tempos paleocristianos e artu medievales l'impittaiant pro interro sonnoso, finas anche la mudare a Cresia. Questo luogo di intero pluricellulare, che tiene de 8 aposentos, est importu po sa complessità de sa planimetria e po sa ricchezza de sos piessinios architettònicos. Un apposenteddu in s'intrada a forma de rettangolo, in che giuga de cara a una antighedda, mesudunda con bove d'un upaco cuppuda, ondrada dai vasca reiales a arziu, belle strocchende sa scopertura de sa spinnetta de su tempo neolitico. Dai noghe, pro medio di una ghennighedda, si cola da altro due apposenteddos prummannos a forma de rettangolo, che si distingue in cadene de sa boveda brana mantesa da due colunnas bogata da sa rocca, e dai pinna del muro o è bisogno sa sghennighedda spondare a sachedda secundarias, che tiene nizzas e bancones. In sa bovida dell'ultimo apposento maggiore vado un puzzo de lughe, che si può debire da uno pranigheddu che va soprattutto. In s'interi de sus ultimos tempo de s'imperio de sa necropoli, sa tumba lei ammutava in luogo de culto cristiano e l'ompida anche a noi come cresia dedicata a Sant'Andria. Altros affriscos, che bisogno in sos apposentos pro importo de sa tumba, los haian fattos appustis, belle che beru in sa seconda metà de su de 8 secolo pusti de Cristos. Su due logos de intero si pone biere galu oe in subamento de sa prima ghedda, che sono d'età bizantina. Sa tumba 8, o tumba a camera, tenia da inghizzo su un'entrata monumentale con iscala o rutta. Su badiglione a forma del rettangolo giuga da s'apposento maggiore, fino a scustu a forma del rettangolo, con sa boveda due sacchetta d'orgios mantesa dai colondri abbogata da sa rocca. Sospiessinio di questo luogo d'intero sono sa sondradura stacchettata in sa boveda, che retratta sa copertura dell'inna con sa biga de mesu e bigheddas accostados di un uvraico neolitico. In solo lungo de s'intrada e in cusso curzu a manu manca si biente due schedda minoreddas annantadas. In subamento bisun parizza scoppeddas e una tumba fossu d'edade tarda. Come che è scomo, pro neghe de sa rutta de sala de sa rocca in ue lasani fossadas, in una scanta stumba sposta a mesu costa, ben in male entrare e sa mattesti stremenava a belle che beru quando attiro logo de interro apertos impede su costone tutto. In pizzo a sopranigheddu si imbienta a domo de Gianas, con forma più simple e sa rocca connota che ha su dravu o su campanile, che via da comincio spruschiato una tumba monocellulare bogata a campo da un licuccu che siede su bancone de pedra e chi, a questa spina de muro, la sei antisciusciadas. In sos annos 1906-1918, a sa necropoli ne antisfossata, parizza borta su de sa guia dell'archeologo Antonio Taramelli. Accabende sos annos 90 de su secolo coladu, han provato a conzare una scantas partes e promore de gusto han salvato da si sciusciu sos affriscos in intro de sa gresia de Rocca, tumba de sa guia, che mentova antiscena de su testamento nou. Chi se pragio gustu filmau e doresi torrai a viri, o di boresi biri atrusu fattus a sa propria manera depesi intrai in Sarrezza e digitai virtualarcheologi.sardegnacultura.it. Torrasu grazias a sa regione Sardigna, s'assessorau a sa cultura, po gustu traballu e po se si donau sa possibilità de du proiettai in televisioni, ma torrasu grazias puru a totu custus personisi e entisi chi anti collaborau a questa puntata. Estannai soprintendenzias archeologicas
poi provincias de Casteddu Aristanisi, de Dattari e de Nugoro. A su sindicu de sa baronia, Antonello Pirosu, e a tutto su comune de sa baronia, a sa società di cooperativa Sistema Museo, che tiene in gestione su parco archeologico de Montessu, a su comune de Quartucciu, poi sa Dumba de Sconcias, e a su museo de Sant'Adi, a sa cooperativa Semata, che ha donato la possibilità di fare uno scanto di riprese a intro de su museo. Torrasu però grazie d'importo a tutti i ghias che traballano in giassus archeologicus e culturali de sa Sardegna. I ghias avanti un traballo di importo umano, poi fai conoscere una Sardegna che non è scelta agappiata su mare, a sa costa, ma è una Sardegna plena di scrisogius culturali. Non è facile sicuramente a mandare in avanti questo traballo, ma sicuramente gli operatori funtivendi su traballo mellus chi nosu si può rispettare. Dunque si torna su grazie po se si è ascoltato se sti bio e si dona appuntamento a sa prossima puntata de sa Gianna de su Tempus. Grazie e a Sibiri Ghizzi.